Scatman's World. Philip Island, 12° posto in griglia, ha sviluppato il motore, adesso vai di telaio. Raga, oggi registriamo 3 gare perché mancano le ultime 3, quindi a sto punto ce ne speriamo 3 e quindi finiamo la seconda stagione comendiana. Siamo partiti in ritardo, ragazzi, con MotoGP, ma ci stiamo ripompando alla grande, ci ripompa, perché si pompa. Vai, devo fare altri punti qua perché voglio una moto più bella il prossimo anno. Voglio una moto degna di questo nome. Tracciato bagnato, qualifiche sotto la pioggia sia Q1 che Q2, ragazzi. Dai, prova a fare il miracolo. Voglio il primo podio in MotoGP. In realtà su queste cose la grafica è migliore rispetto allo scorso anno, su questi riflessi. E il come pompa, ragazzi, il come pompa. Attenzione Brad Pitt. Vale Rossi, il come è scatenato, ragazzi, Attenzione, il come è secondo. Bug del gioco, il come è secondo. Difficoltà difficile, fisica semi pro. Messaggino sexy, si dice quel commentario. Mamma mia che culo. Best come the world. Noi vogliamo una moto più figa. Vorrei andare tanto in Ducati, sarebbe il mio sogno. Così da portare la moto italiana a vincere. Ho perso parecchie posizioni, ragazzi, le dure, ma ci provo, ci provo. The best come in the world, ci provo, rotta curva, questa è un po' una curva da culo. Crash low, l'innominabile crash low. L'innominevole. Tutti i messaggi. Prima giro completo, ho perso tante posizioni, le due Ducati si ammazzano insieme. First lap completed in un inglese proprio super inglesoso. Qua a Filippo Isola, ragazzi. Siamo a Filippo Isola. Giro record di Valentino Rossi, vale c'è. Per ormai Marquez sta ipotecando il titolo, l'ennesimo di una carriera devastante per il gioiellino. Come qua rischia un po', anche al sesto posto prova più che bene, ragazzi, non ho voglia di rischiare. La moto si vede che è stata sviluppata, ragazzi, si vedono i miglioramenti, io godo. Però è chiaro che ho bisogno di una moto che deve pompare di più, chiaramente, cioè. Vediamo se ricevo offerte il prossimo anno, altrimenti se devo scegliere tra una scuderia simile rimango qua, che almeno la moto sviluppata che teoricamente dovrei tenerla sviluppata, vaffanculo, come dovrei tenerla sviluppata che per il prossimo anno, spero. Siamo contro l'innominabile, ragazzi, almeno sesto vorrei arrivare, cazzo. Voglio la Ducati, voglio vincere con la moto italiana, cazzo. Queste serie di culo fatte veramente male, cazzo, vabbè. Va bene. Final lap, Camomilo in testa, Camomilo, oggi il record del magnifico, Purtroppo come era partito alla grande, addirittura secondo, da 12°, però poi chiaramente il ritmo dei big è superiore. Sono al secondo anno, sono già in MotoGP, ragazzi, dopo una prima parte in Moto2. Qualcuno fa degli errori classici, tipici errori comendiani. Sto buttando via un po' di posizioni, però dai, almeno ottavo vorrei arrivare. Qua veramente ho staccato 10 anni dopo e perdo 2000 posizioni. Ultimo giro veramente pessimo, Partito bene, poi la moto del comandone se ne va a fanculo. Vai, crazy cool. Mentre da fare Smith è l'autista.
Will Smith e l'autista sono davanti purtroppo. Sgommatona veneziana, ma niente, non basta, non basta. Frenato troppo. Va bene, dai. Decimo posto. Teniamoci sul decimo posto, il prossimo anno sarà l'anno come indiano, lo so. Beh, dovrete fare qualche punto, dovrete fare punticini irridati. Ma a me basta questo in questo mezzo anno, questo deve essere l'allenamento per la stagione prossima che invece MotoGP dovrò fare merdone. Ok, bene ragazzi, Malesia. Decima posizione in griglia, speriamo bene, fino dai. Vorrei almeno un punto posto come dire, uno dei più tipici, uno dei più classici, uno di più incredibile. Vai. Ma per poter ottenere il quinto posto dovremmo tirare al massimo, perché anche in qualifica è stato così, per arrivare almeno al decimo posto. Quindi posso anche rischiare caduta, robe varie, appunto, cosa da rischiare. Sarà dura qua in Malesia, ecco, guarda il porco, guarda il porco, guarda il porco. To see, I like Chopin. Il Kuma. Ha fatto una buona cosa il Kuma, però attenzione. Sesto posto, non male, non male. Quinto sarebbe l'ideale, primo degli umani, perché poi gli altri ragazzi hanno delle moto veramente inarrivabili. Forse fino alla Ducati ce la posso anche fare. Eccole qua i mostri, ecco i mostri ragazzi. Che errore di veneziano, clamoroso errore del Kuma. Questo errore vanifica tutto. Dai. Pazienza. Sarà un'impresa recuperare. Quanti punti buttati. Però d'altronde questa realtà non accettavo. Appena sono una moto figa ragazzi, voglio fare una gara da 5 giri, però ho bisogno di una moto figa. Quello è il problema, quello è il problema. Dai, cerchiamo di recuperare il possibile. Iannone e patatone. Dai, tira sto catorcio infernale. Quindi questo è il classico catorcio infernale. 12esimi. Potevo arrivare quinto tranquillamente, invece come doveva fare la cagata, no? Come non è contento se non fa le sue cagate. Ridley Scott Reading. 11esimi. Stiamo cercando di recuperare posizioni su posizioni, stiamo macinando. A te ma va cagata. No, questo è proprio vergognoso, questa attenzione qua, proprio ridicolo. Tutti sti malesiani, sti commissari malesiani di merda proprio. L'autista è Will Smith ragazzi, l'autista è Will Smith. Buttare via in quinta posizione così, potrei fare il miracolo, ma la vedo molto dura. Non sto più guidando bene, nel senso qualifica sono andato molto meglio, perché te la posso arrivato decimo, però odio cadere così, ma d'altronde non ho i rewind, non esistono i rewind, sono la cosa più indegna del mondo sinceramente. Preferisco fare cagare così che fare i rewind. Fioi dai. L'altra posizione la posso e la devo recuperare. Buttati come buttati nell'internazzo puro. Dai, ormai Smith e Bautista teoricamente li possiamo superare. Bautista, l'autista. Ok, come dai, perso, vabbè, quella la caga. Vedo che la moto scarsa, però dai. Sempre penultimo il mio compagno di squadra, forte proprio.
tira fuori il gambino. Giro record di Marchetto Marquez. Stiamo rosicchiando posizioni. E questa porta qua di Escargot dove prende. Escargot di base ottavo, mi sembra positivo, insomma. Dai, internazzo puro, eccolo qua, bravo. Sembra ancora possibile il quinto posto, devi fare un miracolo, però. Peccato. Quinto posto sicuro, se non sbagliavo. Il quarto, terzo, secondo, primo no, però il quinto era un buon risultato, va. Accettiamo quello che viene. Dai come no. Era sto coglione Escargot. Oh, l'innominabile. Dai, pompa. Ragazzi, la Ducati è leggermente più veloce. Staccatona della vita. Va bene così, il settimo posto va più che bene, se riesco a guadagnarlo, dai. Va benissimo Beppe, va benissimo. Andiamo alla classifichi. Yoda, maestro Yoda. Ok. In attesa di vedere i festeggiamenti. Vediamo la classifica, Marquez ormai campione, bravo. 14esimi siamo, buono posto in griglia Valencia. L'obiettivo è finire bene la stagione e poi vedere cosa fare, se rimanere in questa moto non fortissima ma ben sviluppata, andare su una moto veloce. Più veloce ma non sviluppata. Vai. Il come vuole partire alla grande. Come è già quarto, per arrivare a podio questa moto, vorrebbe dire essere un po' di fenomeni, Ciao Marquez. E il Kuma è secondo, incredibile, it's incredible Kuma. Il Kuma è in prima posizione, calmo. È chiaro che non ci può rimanere, però stiamo calmi. Moto super sviluppata comunque di sicuro. Devo fare 3 giri perfetti, che se vinco ragazzi veramente viene giù tutto, No, mamma mia che rischio. Magnifico il primo ragazzi, magnifico il primo purtroppo. Però già il podio sarebbe un risultato devastante. Che lotta raga, che lotta. Questo è un tracciato amico. Ok. No. Lori contro Kuma. Il magnifico contro il talento naturale. Un pacchetto. Pacchetto acquisito, raga. Che bello acquisire pacchetti. Qua la prendo male, sono tesissimo, Fiori sono tesissimo. Ho un'occasione più unica che era la giro record del veneziano intanto. Vera e tipica occasione della vita. No, Dio. Incredibile. Pazzesco, non me ne va una giusta, però. Non me ne va una giusta, incredibile. Cioè. Ennesima cagata. Dai, è andata così. Questo è il bello di non mettere i rewind, che può succedere di tutto, in 3 giri cazzi tuoi. Però se vado in una moto figa Fiori voglio mettere i 5 giri e fare una gara solo. Sarà podio sicuro, quasi vittoria. Che sofferenza, se lo farò un miracolo, chiaramente la proviamoci, dai. Il passo c'è. Cavolo fuori. Ho rischiato un po' troppo.
Ho un giro per fare il miracolo, ritornare in zona podio, ma la vedo abbastanza dura, incredibile. Giro l'eco del Magnifico. Non ho parole per descrivere lo schifo. Una caduta proprio inutile, proprio inutile. Dai, proviamoci. No, beh, impossibile. Il podio impossibile. Ma guarda che roba. Una rabbia incredibile. Un incazzato nero chiaramente. Ma va a cagare. Ottavo. Rimonta furiosa, rimonta furiosa. Che non serve a niente. Tutto buttato via per un errore scandalosamente scandaloso. Questo primo podio di MotoGP non arriva. Buon sorpasso, ma inutile. Ho una rabbia addosso, ragazzi, che è devastante. Rabbia devastante. Vabbè. Settimo posto veramente rubato, doveva arrivare minimo secondo. Incredibile. Finisce la stagione. Buoni propositi per la prossima, però cagare. Finisce un mondiale incredibile, vince Marquez, Veneziano butta via un podio, una vittoria possibile. Andiamo a chiudere il campionato, 14° posto, bene dai. Raga, un salutone del commendone veneziano, vediamo la scelta comendiana per la prossima stagione. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.